Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Subito i Ketonunk. Sì, ci sono. Ha funzionato tutto a meraviglia. Oh, che bello tossire con la libertà di escludere lo sgradevole suono delle proprie emissioni. Non sono gassose, sostanzialmente sono gassose, anche se parlando di emissioni gassose si potrebbe fraintendere, quindi è meglio andare subito avanti con Radio Libertà oltre la pagina, in simultanea con noi quando sono scoccate le 12:39. Noi, Francesco meravigliosamente sulla tolla di comando, in regia tecnica, il sottoscritto, il suo avatar per dire la verità, Cicce Barbù. 12:39 l'ora in simultanea, ve l'ho già detto, mentre la temperatura interna, secondo la commissione apposita, si è assestata a 24,3 centigradi sopra lo zero, mentre esternamente siamo a 12,4 centigradi, gradi, 79% l'umidità, 1600.3 in millibar la pressione, mentre Francesco e io siamo sempre saldamente sospesi a 137,7 metri sopra il livello del mare. L'abbraccio forte signora Carmela, signora Clotilde, signora Adriana Angela, che ci seguono, ma vi garantisco che ci seguiscono dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione che sembra una Radio Libertà a Campo Alto Cent'anni. Meditate, gente, meditate, e vi ricordo naturalmente anche gli altri supporti tramite i quali seguire questa radio: la Radio DAB, le applicazioni iOS e Android che vi permettono con i vostri cellulari di seguirci ovunque voi siate sulla crosta terrestre, e poi il sito radiolibertà.net, il profilo Facebook dove troverete ogni notte che il cielo manda in terra, o se volete anche ogni notte che il cielo manda in terra, o ogni cielo che ogni notte manda in terra, la sinossi delle interviste che poi ascolterete oltre la pagina, perché questo è Che giorno è. Twitch, il social di ultima generazione, YouTube a targhe alterne, e Alexa accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. Dunque, vediamo, credo di non aver dimenticato nulla, e quindi via libera alle telefonate, agli interventi. Se volete anche intervenire tramite WhatsApp, è a vostra disposizione, 340 670 9659, mentre per il numero in diretta 0292 9472 2. Forse ho detto un 2 di troppo, allora ripeto, 0292 947222. E allora ripeto anche il WhatsApp, 340 670 9659. Di cosa parleremo inoltre nella pagina? Di guerra e di ONG Green. Non male come argomento, anche se non spetta all'oste celebrare le qualità del proprio vino. Ne parleremo con Corrado Ocone. Partiamo dall'arte della guerra di Lao Tzu, non a caso l'arte della guerra.
Fai credere al nemico che ci sia qualcosa quando in realtà non c'è niente. Si chiama diversivo. Ed è quello che stiamo assistendo adesso, non solo da adesso, con questi 800 miliardi per il riarmo. Si chiama Rearm Europe. Non è una novità, perché forse qualcuno se lo ricorderà, sicuramente ne abbiamo parlato oltre la pagina, me lo ricordo benissimo, febbraio del 2024, oltre un anno fa, proprio Ursula von der Leyen parlava di economia di guerra, la pace non è permanente, vi è la necessità di produrre armi come fatto con i vaccini durante il Covid. Poi durante il Covid la baronessa Ursula è finita sotto inchiesta per lo Pfizer Gate. Non mi risulta sia terminata quell'inchiesta. Vabbè, ma vai a guardare Capello, come ho scritto anche nella sinossi. E questo è un punto che lascia enormi perplessità. Intanto la superficialità con i quali i media, certi media parlano di guerra. Cioè, si sono scoperti tutt'altro. Molti sono vecchiacci che la guerra non la faranno, e allora andranno gli altri per loro. E poi ci sono alcuni conti che non tornano, perché allora, l'anno scorso von der Leyen parlava così, quest'anno riprende e sta passando dalle parole ai fatti, perché è arrivato Trump, che l'anno scorso non c'era, Trump che ha già detto, ha già insistito fuori dalla NATO, quindi l'Europa non ha più l'ombrello NATO, che comunque veniva pagato a proprie spese dagli Stati Uniti, perché quando Barack Hussein Obama, credo a Renzi forse, o al Conte, al gentiluomo che poi successe a Renzi, in un G8, credo in Grecia, ma comunque questi sono dettagli, la sostanza è che lo invitò con una certa sollecitudine ad arrivare al 2% del PIL per le spese militari per la NATO. I giornali italiani fecero finta di nulla, Barack Obama era comunque un Nobel per la pace, magari un Nobel per la pace che invita a spendere più soldi per le armi, ma d'altronde lui ha vinto il Nobel per la pace per aver aumentato, non appena insediatosi alla Casa Bianca, le spese militari e poi aver aperto qualche guerretta di qua di là. Ma dalle loro parti funziona così, lo sappiamo. Sta di fatto che questo dato però continua a confliggere con una situazione che stiamo vedendo da 3 anni. Allora, prima ci hanno detto che la Russia era destinata a fallire, ha il PIL un terzo di quello dell'Italia, piena di problemi, i cittadini non vogliono fare i militari, insomma, la Russia non può durare. Adesso ci dicono che la Russia è tornata a essere l'impero del male di reganiana memoria. Cosa è accaduto? Tutto sommato ci sono dei dati, sono 3 anni che la Russia non riesce a fare un boccone di Kiev, dell'Ucraina. Sì, l'Ucraina è stata aiutata dall'Occidente, dall'Europa e dagli Stati Uniti, però se Putin fosse davvero così pericoloso, probabilmente non saremmo a questo punto ancora in Ucraina. Quindi è effettivo questo pericolo? Putin tutto ha dimostrato di essere uno sciocco, un cretino. Attacca la NATO, attacca l'Europa per andare incontro a un suicidio? Poi lo descrivono come il nuovo Hitler. Lo sapete che chi vi parla, a differenza di voi, la gran parte di voi è putiniana. Io no, però a me vengono in mente alcuni dati di differenza. Intanto il paragone con Hitler. Hitler formò il Reich e ci pensò da solo a scatenare tutto. Il caso tra Russia e Ucraina è molto più complicato, è molto diverso, e in ogni caso Putin per muoversi ha dovuto appoggiarsi a Xi Jinping, alla Cina. Quindi se tanto mi dà tanto, se c'è il rischio bisogna anche fare i conti con la Cina, e non credo che la Cina voglia, anche per la propria convenienza, una situazione di conflitto. La Cina deve prosperare, deve fare commerci, deve fare soldi. Quindi tutta questa urgenza
stride, così come strideva già anni or sono. Mi sono ricordato stanotte mentre mettevo insieme il materiale, c'era il nome, non me lo ricordo, il leader, l'amministratore della Renault, della Régie, e poi c'era Marchionne, cioè stiamo parlando di due pezzi grossi, molto contrari all'auto verde. Dicevano che non poteva funzionare, dicevano che era sbagliato, dicevano che c'erano diciamo delle difficoltà, delle problematiche. Adesso se ne stanno accorgendo anche altri, per esempio le marche automobilistiche tedesche, che hanno minacciato chiusure di massa, e allora lì hanno cominciato a rallentare. Però, e noi ne parleremo con Alberto Giubilei, che poi non si chiama Alberto ma si chiama Francesco, che ha scritto anche oggi un altro articolo, ma noi riprenderemo quello che ha scritto ieri l'altro Francesco Giubilei sul sostegno alle ONG Green, e c'è davvero da indignarsi, posso dire la parola, XXarsi, perché soldi a pioggia, soldi a pioggia non solo per le ONG Green, ma in nome del verde e dell'ambientalismo anche alle associazioni, alle ONG LGBTQPI plus è latino, plus anglosassone, ma la parola è latina comunque. Sta di fatto che sono piovuti milioni e milioni a queste associazioni. Adesso, come riporta Giubilei, il vento è cambiato davvero. Non so se la pacchia è finita, ma il vento non porta bene. E il vento è cambiato, e c'è soprattutto esponenti del PPE che stanno rimboccandosi le maniche, e in genere un po' tutti, ma soprattutto quelli del PPE e anche quelli tedeschi, che stanno chiedendo chiarezza e chiedono non solo trasparenza sui soldi impiegati da Timmermans in questa direzione, sono soldi nostri che lui ha preso senza dar conto a nessuno, proprio nel massimo arbitrio. Adesso si sta chiedendo anche che siano le ONG stesse a rendere pubblici i loro conti, così sappiamo da dove sono venuti e quindi qual è il loro percorso. Finora hanno sempre coperto molto, perché potremmo essere esposti, perché qualcuno vedendo il proprio nome potrebbe, eccetera. Hanno campato le solite scuse che usavamo in terza elementare quando non eravamo preparati per l'interrogazione matematica. Però qui ci sono milioni di soldi, che sono soldi nostri spesso e volentieri, perché le ONG, quante volte vi ci è toccato leggere sul Corriere della Sera, sulla Stampa, su Repubblica, perché non è vero che vengano mantenute, loro si sostengono con sostegni, si autosostengono con sostegni volontari. Adesso salta fuori che ha preso soldi pubblici, soldi nostri, ma non è che ci volesse tanta immaginazione per pensarla. Volevo chiudere il discorso anche sulla questione Green, New Green Deal e adesso Rearm Europe. Poi ne parliamo con Corrado Cone. A me sembra che alla fine quello che è il bersaglio grosso è il debito, scusate, il risparmio privato. Perché questo non è opinione del sottoscritto, ma è opinione di economisti, di studiosi, magari non di chiara fama, ma autorevoli, che riassumono grosso modo così l'andazzo delle cose. La globalizzazione lancia l'Europa del mercato negli anni 90. Poi la crisi dei subprime è stata una bastonata terrificante. Da quel momento in poi l'Europa, per continuare ad andare avanti, ha dovuto cercare, inventarsi cosa fare giorno per giorno per trovare dei soldi. E questi soldi, quando una situazione è messa in una determinata in un determinato contesto, questi sono i soldi nostri, quelli che abbiamo risparmiato, perché anche per quanto riguarda il finanziamento, quello Rearm, lì i soldi chi te li dà? L'unico che te li può dare, ne parlavamo con Giuseppe Liturri, è la BCE, perché stampa soldi. Però la BCE stampa soldi, ti compra il debito che tu fai per riarmarti, però dopo qualcuno deve comprare il tuo debito, quindi alla fine tu sei sempre esposto.
E tu chi sei? Siamo noi cittadini, quindi alla fine significa meno servizi, meno il meccanismo non è automatico, ma se tu alla fine svuoti da una parte, dall'altra devi tornare a mettere acqua, quindi significa che cominciano a esserci l'arm tax, non mi stupirei, no? Loro la patria, e quindi adesso l'euro contro Putin, contro il demone, non mi stupirei se si andasse in questa direzione. Comunque alla fine, in un contesto di impoverimento a cui stiamo assistendo da diversi anni, da dopo la crisi dei subprime, poi c'è stato il Covid, poi c'è stata la crisi energetica, quando il soldo pubblico non circola più, alla fine noi dobbiamo mettere i soldi in le mani nei nostri portafogli, cioè risparmio privato, che da sempre gli economisti indicano come il bersaglio della grande finanza. L'Italia era il secondo paese per risparmio privato, rapportato naturalmente al numero dei cittadini, dopo il Giappone. Si sta già erodendo questo, diciamo, tesoretto, chiamiamolo così, ma c'è ancora, e quello è, insomma, dove c'è il miele ci sono le mosche. Vediamo, mi sono arrivati dei messaggi. Allora, alla Meloni ha detto che le piace il nome del riarmo europeo. Baci e abbracci della donna più potente d'Europa, la Ursula. Sempre peggio e menzogne. Maurizio che scrive ancora, c'è una triplette di Maurizio. Altro ritardo dei vertici Lega per manifestare per la pace. Ora lasciamo ai 5 Stelle per il monopolio della pace e non soldi al riarmo. Altro sbaglio più volte suggerito, sempre Maurizio. E poi nel dopoguerra le prime elezioni dicevano i cosacchi si abbeverreranno a Roma. Niente di nuovo sotto il sole per prenderci per il culo. Cosa ci devono fare cosa si deve fare per avviare il processo di uscita? Altrimenti state in silenzio e subite. Sempre Maurizio, molto molto accomodante. Va bene, un po' di pepe funziona benissimo. E direi che allora possiamo andare verso i genetriaci ricorrenze e commemorazioni di oggi, che fanno parte appunto del pacchetto di Che giorno è. E oggi dunque i genetriaci del 21° giorno di ventoso mese del calendario repubblicano per tutti, è un martedì martis 11 di marzo, anno domini 2025, che dir si voglia. Ci sono anche i sondaggetti, i rilevamenti demoscopici, e ci sono naturalmente c'è anche la musica per voi. Oggi andiamo alla grande, perché andiamo col nonino. No, non è la grappa, è Astor Piazzolla. Il suo soprannome era appunto Nonino, quindi adesso Sveva, che è subentrata a Francesco, che sportiva che siamo. Fa anche in palestra, ma fa quante cose fa. Tra l'altro lei è così elegante, ha una naturale eleganza, che riesce a essere elegante anche, devo dire, molto bella quella tuta, molto... È nata con il buon gusto addosso, che c'è chi ce l'ha, chi non ce l'ha. Io non ce l'ho tanto, però credo mi attribuisco la vista e l'occhio per le cose belle. Questo me lo attribuisco. Dopo il buon gusto, no, perché sono anche io un po' grossolano, sono un po' trash, lo sono, insomma, se no andiamo avanti. Direi che già il tango di Astor Piazzolla, direi che è moltissimo. Poi, cari amici della vecchia Lega, della primissima Lega, una voce che purtroppo ci ha lasciato ormai da alcuni anni, una voce meravigliosa, è stato anche parlamentare della Lega. Sto parlando di Giuseppe Gipo Farassino, un crooner davvero con i fiocchi, piemontese. E poi abbiamo, invece, cambieremo completamente genere con il punk tedesco della Germania Est di Nina Hagen.
Quindi un'offerta, una proposta musicale piuttosto diversa e eterogenea. La nostra Presidente del Consiglio deve essere chiara e dire da che parte sta. Questo è un messaggio che arriva da... non vedo il nome, comunque va bene. Ah sì, beh, aspetta, perché io ho dato l'abbrivio alla scelta, non sono io che dovevo rispondervi, ovviamente, ma lui, eh, Emil Cioran, lo straordinario pensatore franco, allora, rumeno, di origine rumena, ma lui si considerava a tutti gli effetti francese, tant'è che preferiva che il suo cognome venisse pronunciato Choran alla francese, e anche lui aveva il debole per i francesi. Chi è stanco di se stesso sta anche ai suoi simili e ne è stancato. Questo, queste sono sempre perle raggelanti davvero per la loro lucidità. E allora vediamo se c'è qualche, prima di passare ai genetriaci, qualche aggiornamento. Von der Leyen: non ci si può fidare di Putin, 5 Stelle Conte con cartelli contro riarmo. A Jeddah i colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina, raid ucraino con droni su Mosca, 3 morti, Cremlino potrebbe compromettere i colloqui di pace. Notte tranquilla per Papa Francesco, è di buon umore. Procreazione assistita per le donne single, udienza alla consulta. Il sito di web di ChatGPT è il quinto più visitato al mondo. Questo è l'ANSA. Vediamo cosa dice il Corriere invece. Kiev attacco con 337 droni in territorio russo. Mosca e i raid compromettono i colloqui di pace. Gli ucraini abbandonano il Kursk. Tiene a bada i cavalli. I consiglieri dello zar invitano alla cautela su Trump. Rischio di trappola. Perché sarebbe un guaio doppio se Putin riuscisse davvero a mettere le mani sull'esercito ucraino. Quante armi importa l'Europa dagli USA? Dagli USA. Le relazioni speciali con Londra e i dati italiani. Poi Repubblica. Vittorio Sgarbi: la mia depressione è un treno fermo in un luogo ignoto. Sapete che da qualche tempo ha avuto anche problemi di salute, adesso anche diciamo depressione. Diretta a Kiev a Ghedda con USA in modo costruttivo, Cremlino, attacchi della notte minano il dialogo. Allora adesso possiamo fermarci tra qualche minuto. La scelta musicale, facciamo un tango? Facciamo un tango, pam pam pam. Non so cosa ho messo io al primo posto, ma scegli tu comunque, Sveva, e ci risentiamo tra pochissimi minuti per la seconda parte di Che giorno è.
Dal produttore al consumatore, Sicurbet produce impianti d'allarme per case, negozi, uffici e capannoni e oggi ti presenta Dialogos, l'unico antifurto senza fili che ti permette di rimanere in casa d'allarme inserito e a finestre aperte. Sicurbet offre l'impianto d'allarme senza fili a partire da €950 con 2 anni di garanzia integrale. Telefonate subito al numero 348 71 59 492 per conoscere Dialogos e alle prime 5 telefonate il combinatore telefonico è in regalo. Vai, andiamo. Vai. Allora, vai a vedere cosa hai combinato. Una vecchia battuta sui parcheggi delle donne. Allora, una battuta maschilista, ma tutto sommato innocua di tanti decenni fa. Andiamo avanti allora invece, perché avevamo i genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. Nel 1818 Mary Shelley pubblicò Frankenstein, il Prometeo moderno. Poi abbiamo Prometeo? A saperlo. Poi abbiamo il genetriaco di Raoul Walsh, che è stato regista, attore, sceneggiatore e tra i fondatori dell'Academy degli Oscar 1929. Disse: tra due mali scelgo quello che ancora non ho provato. Saggio. Il pugliese Astor Piazzolla, che era rimasto profondamente legato alle sue origini, perché leggevo di alcune sue conversazioni, credo anche con un suo nipote, gli diceva: ricordati che gli italiani non li batte nessuno. Poi abbiamo invece dalla Puglia a Venezia Franco Basaglia, la legge Basaglia che tanto fa discutere. Disse, lui era veneziano, anche se diciamo la sua sfera di influenza e di azione era nell'Isontino, in Trieste, insomma. La società, per dirsi civile, dovrebbe rigettare tanto la ragione quanto la follia. E poi c'è famosissimo, celeberrimo, era proprietario di Sky fino a poco tempo fa, Rupert Murdoch, che ha detto una frase, gli viene attribuita una frase interessante: il denaro, ha detto Rupert Murdoch, il denaro non ci ripagherà mai di quello che facciamo per lui. Poi abbiamo Ciro, la Sandrocchia, salvatrice Elena Greco, in arte Sandra Milo, scomparsa lo scorso anno. Gipo Giuseppe Farassino, poi sentiremo magari un suo brano, e poi rappresenta mi sembrava fosse prima del 93, ho trovato del 93. Ascoltavo all'epoca, avevo solo la radio, ma non ascoltavo la radio privata che detesto, è borro, ascoltavo Rai e Radio Radicale, e mentre ascolto Radio Radicale che a me sembrava fosse il 91-92, invece ho letto che era del 93. Comunque sia, non ha importanza. Non seguivo neanche la politica, non andavo a votare, votavo scheda nulla, insomma ero abbastanza diciamo disinteressato, e mi ricordo che Radio Radicale mandava in onda come che lo faccia ancora, i comizi dei vari leader politici dell'epoca, e a un certo punto sento dalla radio: Bolivar, Borazza, la Lega Armata, ma di Manico. Io sono rimasto sconvolto. Io sono così di impostazione, da ragazzo mi piaceva il punk, i Patelli Bourgeois, quindi ma anche adesso certi moralismi, certi sepolcri imbiancati, certe benpensantismi non mi piacciono, anche adesso che sono vecchio e che sto diventando un pochino ben pensante anch'io, quindi
ero giovane, però sono rimasto sconvolto, ho detto, e lì comincio a esplorare il mondo Lega, anche perché poi mi accorsi che ero circondato da leghisti, mio padre era leghista, mio migliore amico era leghista, e allora insomma alla fine, come nella canzone di Gaber, da cosa nasce cosa. Comunque per molti è uno dei momenti, diciamo, eh, topici del cambiamento della comunicazione nella politica italiana. Margherita Boniver. Poi abbiamo un grande... non ho messo lì. Non ti ho messo Cocchi Renato, vero? No, perché ho sbagliato, perché oggi è il genetriaco di Aurelio Ponzoni, Cocchi Ponzoni. Eh, loro a un certo punto erano così popolari che era l'anno della crisi del petrolio, quindi c'era una specie di domenica, come si chiama, la trasmissione che si fa la domenica, la fanno ancora tutta domenica, adesso non mi ricordo. E loro la conducevano nel pomeriggio e cantavano la sigla che se non sbaglio arrivò al primo posto nelle classifiche dei dischi venduti, e tante loro canzoni diventarono assolutamente popolarissime e arci conosciute. Allora facciamo così, Sveva, ne facciamo sentire una di Gippo Farassino e ne facciamo sentire, e sostituiamo quello che c'è di Gippo Farassino con Cocchi e Renato, che tanto giochiamo in casa perché eh, Cocchi e Renato, non li hai mai sentiti, non li conosci? Cocchi e Renato, ah porca miseria. Cocchi e Renato ce ne sono tante, ci potrebbe essere... I titoli adesso mi sfuggono, provo a vedere anch'io. Stavo pensando che comunque giochiamo in casa perché Renato è amico di Bossi, perché si conoscevano, perché era stato sfollato a Varese da Milano durante la guerra, eccetera, eccetera. Quindi giochiamo in casa. Sarebbe un peccato non farvi sentire. Sì, dai, facciamo la canzone intelligente. Intanto andiamo avanti. Sì, sì, perfetto, perfetto. Arturo Merzario, che è un pilota lariano, siamo negli anni 70 davvero. Lui divenne famoso anche per aver avuto il fegataccio di salvare la vita a Lauda ebbe quell'incidente terribile, la macchina a fuoco, e lui fu il primo a fermarsi e a estrarlo da quella carcassa in fiamme. Dominique Sanda, in realtà lei si chiamava Dominique Varagne, ha avuto anche una nomination all'Oscar e se non sbaglio agli Oscar. Un film che la lanciò fu Così bella, così dolce. Era un film del 67, Nouvelle Vague francese. E io, Sveva, c'era una specie di rassegna, sai, quella per noi cinefili, sempre a Pordenone, e proiettavano, era il 1990, e proiettavano Così bella, così dolce. Io, per fare la figura, insomma, così, ho portato Rosalia. Siamo scappati dopo 20 minuti perché era insostenibile. Non si poteva vedere, non si poteva, lo confesso, non si poteva. Lei è fantastica, Dominique Sandà, ma il film era pesante. È pesante anche la sua parte, ma è forte Nina Hagen. E poi un film pesante, ma secondo me è tratto anche da un grandissimo romanzo che non ho letto. Chi ha letto il romanzo dice che è ancora meglio del film. Il film è di Cronenberg, e quindi abbiamo un autore sicuro. Tra i suoi interpreti c'è Elias Koteas, attore canadese di origine greca. Crash, il film. È un film potente, è un film che è un cazzotto nello stomaco, sempre di quel periodo, che era il 91, primi anni 90. E poi ha detto fotografare e scrivere con la luce. Ha un nome comune, Paolo, e un cognome che mi colpisce, Pellegrin. Però lui è romano.
è concittadino di Sveva, Pellegrin, ed è un regista, è un fotografo, diciamo, piuttosto in voga, di molto quotato. E poi abbiamo un'attrice che secondo me avrebbe, pensavo sfondasse, come si dice, era tra le protagoniste di American Beauty, un film che vinse Oscar, un film, anche quello un film forte per certi aspetti, vinse l'Oscar Kevin Spacey anche, e Tora Birch, che però non è poi diventata quell'attrice di fama che si poteva immaginare, niente di male comunque. Torna Sorrento, da Sorrento, Torquato Tasso, la Gerusalemme liberata. La musica è una delle vie per le quali l'anima ritorna al cielo. E allora andiamo a vedere se ci sono tracce di voi, altrimenti ci sono tracce di Cocchi e Renato. Allora, ci sono tracce di voi, Giuseppe. Penso che sia arrivato il momento che tutti i rappresentanti europei di opposizione comincino seriamente a chiedere le dimissioni della Presidente della Commissione europea, scrive Giuseppe. E allora anche a Giuseppe diamo una risposta da parte di Cioran. Tutto è possibile dall'istante in cui ti sono sfuggite le redini del tempo. Allora, direi che possiamo vedere se ci sono aggiornamenti. No, non ci sono per il momento aggiornamenti, quindi andiamo all'intervallo, cioè sì, alla proposta, scusate, no, sì, beh, è un intervallo, la proposta musicale, e poi riprendiamo con i sondaggetti. Eccoci di nuovo in diretta in simultanea con noi. Andiamo ai rilevamenti demoscopici, sondaggetti, in questo caso dati Istat. Prima fatemi vedere se ci sono ulteriori aggiornamenti sul fronte WhatsApp. Da Marco, si chiama
Andrea Merzario, il pilota di Formula 1. Sai che io avevo segnato Arturo Merzario? Fammi dare un'occhiata, fammi controllare, perché io ero convinto fosse Arturo Merzario. Come la mettiamo se ho ragione io? Arturo Merzario, che ha salvato la vita a Niki Lauda, e soprattutto, guarda qua, lo dice anche siamo su Google, Arturo Merzario, non è Andrea. Comunque Merzario, dai, facciamo così, restiamo sulla retta via e diamo anche a te la risposta di Cioran. Giriamo un po' le pagine. L'indecisione tra la terra e il cielo fa di te un santo negativo. Cioran non ne sbaglia una, direi. Allora andiamo adesso con la condivisione. Se Sveva è pronta, condividiamo prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni gennaio 2025. Sono dati Istat. A gennaio 2025 i prezzi alla produzione dell'industria aumentano dell'1,6% su base mensile e del 4,4% su base annua. Era più 1,1% a dicembre. Sul mercato interno i prezzi crescono del 2% rispetto a dicembre 2024, addirittura del 6% su base annua, da più 1,3% del mese precedente. Quindi notizie non positive sull'ordine della produzione industriale e notizie che sono anche in linea con i dati che sono arrivati a fine anno sul fronte dell'inflazione, che diciamo è forse esagerato dire aver avuto un ritorno di fiamma, ma è cresciuta di alcuni decimali dopo che aveva avuto per mesi e mesi un indirizzo positivo in Italia più che in ogni altro paese dell'Europa a 27. Al netto del comparto energetico i prezzi registrano un aumento congiunturale modesto più 0,2 e una crescita tendenziale molto più contenuta, più 0,8 era più 0,5 a dicembre. Sul mercato estero i prezzi aumentano dello 0,4 su base mensile, più 0,4 area euro e più 0,3 area non euro, dell'1% su base annua. Nel trimestre novembre 2024, gennaio 2025, rispetto al precedente, i prezzi alla produzione dell'industria crescono del 2,5, più 3,4 al mercato interno, più 0,4 al mercato estero. Direi che possiamo togliere la condivisione e andiamo ad aprire invece un sondaggetto che adesso vi leggo testè. Vediamo un attimo, aspetta che c'è un altro passaggio. Arturo Merzario è quello con il casco con le strisce bianche e rosse. Questo lo scrive Roberto da Monza. Quindi Roberto da Monza, poi da Monza, quindi da un luogo quantomeno autorevole, mi dice comunque non cambia molto. Cioè, Arturo Merzario, giusto, diamo ad Arturo quel che è di Arturo e soprattutto ricordiamolo per un grande gesto. Io me lo ricordavo prima ancora di quel gesto che l'ha reso popolare e famoso. Intanto me lo ricordavo perché era la vera Formula 1. I piloti di Formula 1 erano come dei cowboy, anche se su quattro ruote e non su due. E mi ricordo che Arturo Merzario aveva un cappello tipo Stetson, proprio il classico cappello western, e anche una faccia da western assolutamente unica e straordinaria. Andiamo ai sondaggetti con adesso un attimo solo Sveva, ecco, possiamo andare in condivisione sulla crisi ucraina e il possibile riarmo in Europa. Il sondaggio è realizzato da Euromedia Research, committente la terza Camera, Rai Porta a Porta, Bruneo Vespa, come lo chiama Dago Spia. Tra poco. Allora, se questa domenica, intanto cominciamo con la valutazione dei partiti, se questa domenica ci fossero le elezioni politiche, lei per quale partito voterebbe?
Fratelli d'Italia 29,8%, Partito Democratico 23%, 5 Stelle 11,8%, Forza Italia 9,1%, Lega 8,7%, Verdi Sinistra 5,5%, Azione Calenda 2,8%, Italia Viva Renzi 2,5%. Parliamo della crisi russo-ucraina. Dopo gli ultimi accadimenti, culminati con il faccia a faccia Trump-Zelensky alla Casa Bianca, lei ritiene che la pace in Ucraina sia più vicina per il 41,9%, invece più lontana per il 33,4%. Non risponde il 24,7%. A suo avviso, se si trovasse un accordo oggi tra le parti, che tipo di accordo sarebbe? Un accordo di pace che sancirebbe la fine del conflitto per il 31,3%, un accordo che penalizzerebbe l'Ucraina a favore della Russia, lo pensa il 56,4%, un accordo che penalizzerebbe la Russia a favore dell'Ucraina, solo il 4,2% lo pensa, e infine non risponde l'8,1%. Questo è un quesito importante sulla percezione che hanno i cittadini italiani. Lei si sente minacciati i confini dell'Europa? Sì, il 47,5%, no, il 42,1%, non risponde il 10,4%. Secondo lei l'Italia deve aumentare le spese militari vista la situazione internazionale? Anche questo è un quesito molto interessante. Allora, intanto il 54,6% pensa che non dovrebbe aumentare le spese sanitarie e quindi è ampiamente maggioritario. L'11,9% non risponde. Sul fronte dei sì si ferma al 33,5% e si divide in due parti. Una parte, il 24,9%, pensa che si dovrebbero aumentare le spese militari, ma facendo debito. Come vi dicevo prima, la BCE stampa moneta e ci pensa lei, poi però il nostro debito qualcuno lo deve comprare, la BCE lo vende, qualcuno lo deve comprare. Invece l'8,6%, e io a costoro regalerei l'elmetto e la mitraglietta per andare sul fronte, perché loro vogliono, sono d'accordo, pretendono, esigono che si aumentino le spese militari diminuendo le spese per la sanità, per la scuola, per le infrastrutture. Quindi abbiamo un 8,6 di quelli che un tempo sarebbero stati definiti guerrafondai, che sarebbe sbagliato chiamarli Rambo, perché Rambo era il contrario. Rambo non ne voleva più della guerra. Era lo sceriffo che era un violento e che ha messo Rambo nelle condizioni di scatenare l'inferno, come avrebbe detto in un altro ruolo un altro attore. Lei è favorevole all'invio di truppe militari in Ucraina, favorevole il 9,7%, ma solo sotto l'egida dell'ONU, 20,8%. Quindi totale favorevole il 30,5%, contrario il 59,8%, non sanno rispondere il 9,7%. Lei è favorevole al contrario alla creazione di una difesa comune europea e quindi a un esercito comune europeo, favorevole il 53,2%, contrario il 32,2%, non risponde il 14,6%. Pensa che l'Europa oggi sia in grado di creare un grande esercito europeo, una difesa comune autonoma dalla NATO e dagli USA? Sì, 27,6%, no, il 55,7%, non risponde il 16,7%. Il piano per riarmare l'Europa consentirà di mobilitare per la difesa UE circa 800 miliardi di euro. Lo sostiene il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, presentando a Bruxelles il piano
in 5 punti elaborato in vista del prossimo summit straordinario. Oltre alla clausola nazionale di salvaguardia del patto di stabilità e a un nuovo strumento da 150 miliardi, il terzo punto è utilizzare il potere del bilancio dell'UE, e c'è molto che possiamo fare in questo ambito nel breve termine per indirizzare più fondi verso investimenti legati alla difesa. Lei è favorevole o contrario allo stanziamento di queste risorse per la difesa comune europea? Allora, sono è favorevole il 22%, 23, quindi 55,9% favorevole allo stanziamento delle risorse, ma la cifra di 800 miliardi è troppo elevata. Contrario il 36,2%, non sanno rispondere 17,9%. Pensa che il presidente americano Donald Trump riuscirà a creare le condizioni per un accordo definitivo di pace tra Russia e Ucraina? Sì per il 42,3%, no per il 37,8%, non sa 19,9%. Pensando alla guerra in Ucraina, alla crisi internazionale e alla possibilità di pace, lei si fida di Donald Trump? Sì, mi fido di Donald Trump 30,8%, no 58,4%, non sa 11,1%. Pensando a questi 3 anni di guerra in Ucraina e alla crisi internazionale, lei promuove o boccia la diplomazia europea, le istituzioni europee? Promuove l'Unione Europea 19,6%, la boccia invece il 60,8%, non risponde 19,6%. Il quinquennio del presidente Zelensky è scaduto lo scorso mese di maggio. Tenendo conto che in Ucraina c'è uno stato di guerra, secondo lei si devono tenere le elezioni politiche per il rinnovo del governo ucraino? Sì, 32,5%, no, è un'ipotesi poco realizzabile, il 55,2%, il 12,3% non risponde. In questo momento, sotto la minaccia di una terza guerra mondiale o di un conflitto mondiale che coinvolga anche l'Italia o l'Europa intera, allora ho questo timore, 42,2%, sì, 44% non ha questo timore, non sa, non risponde, 13,8%. Togliamo la condivisione e andiamo a vedere se ci sono aggiornamenti tra Arturo e Andrea, non si sa mai, e andiamo all'intervallo tra 5 minuti con Corrado Con e parleremo proprio di questo argomento che è stato in qualche modo introdotto da questo lungo sondaggio, cioè la guerra.
Siamo di nuovo in diretta. Allora, intanto vediamo. Questo è Mau. Sempre Maurizio. Sentendo i risultati dei sondaggi, se veritieri vengono a cadere le braccia, non meritiamo nulla. E gli onorevoli pensano bene il loro bel gruzzolo. Hanno ragione, purtroppo. Maurizio, sai che io li leggo tutti i sondaggi perché sono, diciamo, per dare una tendenza. Poi un sondaggio dipende dalle domande. Il meccanismo del sondaggio è un sondaggio, è un diciamo non è un'indagine predittiva un sondaggio, anche se forse l'intento è quello. Un sondaggio è un modo per capire quello che la gente pensa, che dovrebbe secondo me anche tener conto delle domande, perché poi cosa emerge da questo sondaggio? Che il 50-60% è contrario all'aumento delle spese militari dell'Unione Europea, però più del 50% è favorevole all'esercito comune europeo, come se un esercito comune si facesse a gratis. Un applauso per la parola gratis. Quindi diciamo che sì, Maurizio, hai ragione. La tendenza è sconfortante. Hai ragione, ma quanto parlare. Ha ragione Maurizio, la tendenza è sconfortante. Ti do Cioran. Tutto ciò che non è salute, dall'idiozia alla genialità, è uno stato di terrore. Allora, credo ci sia. Perfetto, grazie Sveva. Io stavo chiacchierando, mi perdevo intorno alle meciacque, e invece andiamo a parlare proprio di un tema molto serio, drammatico. Io e il dottor Corrado Cone siamo coscritti, come si diceva un tempo, e parlavo ieri con lui. Anche lui fa un'analisi, adesso la riporteremo insieme, molto, molto articolata, molto interessante, ma si parte anche da un sentimento di sorpresa, la facilità, l'approssimazione con la quale si parla della guerra, no? Noi, quando eravamo ragazzi, negli anni 70, la guerra fredda cominciava a gelarsi, però quando si parlava di guerra lo si faceva, si sentiva parlare con ben altri toni. Adesso cosa fai sabato? Andiamo a fare una vasca in centro. Cosa fa l'Unione Europea il prossimo anno? Va in guerra con la Russia. Non mi tornano i conti. Allora, vediamo di sentire insieme quello che ha scritto, quello che ha detto, quello che pensa il dottor Corrado Cone. Lo leggiamo sempre su Libero. Credo sia in collegamento Skype, quindi lo saluto, gli do un bel tornato ai nostri microfoni. Bentornato Corrado. Buongiorno, grazie. Allora, io diciamo ho introdotto insomma il tema anche come semplice cittadino che si stupisce di questa superficialità. Lei parla anche del fatto che ci sia di mezzo ideologie, che ci siano anche motivazioni di altro tipo, e soprattutto lei teme, dottor Ocone, che tra un po', insomma, ho letto anche prima ultime notizie, l'intenzione sia quella di mettere le mani nelle tasche di noi contribuenti. Alla fine gira e rigira, si parla dei massimi sistemi. Era quello, credo, che si cercava di fare con il New Green Deal, e adesso lo si cerca di fare con Rearm Europe. Chercher l'argent, aggiornando un vecchio modo di dire francese, chercher la femme, ma dalle donne siamo passati ai soldi. Allora, come stanno le cose, dottor Ocone? Ma io l'altro giorno facevo questo ragionamento e, insomma, riferivo un po' a quello che sta succedendo in sede di Unione Europea, ad una tendenza in atto in Europa e soprattutto forse in tutto l'Occidente da qualche anno, che è quella di insomma, quella che è stata definita la tirannia delle emergenze, cioè sostanzialmente si fanno delle cose, e purtroppo sono sempre delle cose non positive da un punto di vista di un liberale. Si fanno delle cose
perché c'è un'emergenza che può essere vera, che può essere semivera, semifalsa, può essere anche in linea almeno teorica del tutto costruita artificialmente in laboratorio. E insomma si riescono a fare le cose solo in queste condizioni di emergenza, che potremmo dire, si cita spesso la frase di Monnet che l'Europa riesce a fare dei passi avanti soltanto quando in situazioni di crisi. Noi potremmo aggiornarla questa frase dicendo che l'Europa riesce a fare dei passi indietro solo nella situazione di emergenza. Perché passi indietro? Passi indietro perché poi proclamata l'emergenza, insomma, chi ne paga le conseguenze è sempre il cittadino, la gente qualunque, ne paga sia in termini di restringimento delle proprie libertà personali, sia in termini economici. E questo processo, questo meccanismo emergenziale lo abbiamo visto all'opera, insomma, sia con il Covid, sia che appunto si può interpretare la vicenda del Covid come si crede, però fatto sta che sostanzialmente sono state messe in atto una serie di politiche che hanno ristretto enormemente in quel periodo le nostre libertà e soprattutto i nostri hanno in qualche modo ristretto i nostri diritti costituzionali. Ma un'emergenza può anche essere un'emergenza più discutibile, come quella verde, quella del cambiamento climatico. Allora, ho l'impressione che questa del rialmo sia un'altra emergenza. Allora, l'emergenza che cosa comporta? L'emergenza ha delle conseguenze quando poi si mettono in atto delle politiche a partire da una situazione di emergenza. Ci sono delle conseguenze ben precise, appunto una l'abbiamo già detta, il restringimento delle libertà personali. Due, c'è anche un altro diciamo, elemento da non sottovalutare, che quando si mette in atto l'emergenza il gruppo al potere si consolida, trova una ragion d'essere e quindi in qualche modo è un meccanismo di potere, quello che viene messo, un dispositivo di potere, quello che viene messo in atto. E una terza conseguenza è quella che poi a un certo punto interviene anche un meccanismo di controllo, sorveglianza, censura delle opinioni non conformi a quelle che si sono affermate. Questi meccanismi li abbiamo visti tutti all'opera, sia con il cambiamento climatico, sia il New Green Deal, sia l'abbiamo visto all'opera con le politiche di gestione del Covid. E ora non vorrei che lo vedessimo anche con questa storia del rialmo. Per intanto il rialmo ha servito a rafforzare una leadership, quella della von der Leyen, per quanto poi gli attori siano anche altri, a cominciare da Macron e anche da Stallmer, che non fa parte poi tutto nemmeno dell'Unione Europea. Comunque la von der Leyen, insomma, quella che si preannunciava per la von der Leyen una legislatura veramente difficile, dove sostanzialmente, diciamo la verità, la Commissione si regge su un compromesso fra interessi sia politici, sia nazionali, sia di forze politiche molto eterogenee. Quindi, insomma, noi tutti avremmo immaginato, quando si è insediata qualche mese fa, che sarebbe stata una commissione di basso profilo. E forse non è così, perché appunto tutti quei problemi in qualche modo vengono messi da parte, quindi anche un meccanismo di distrazione di massa d'emergenza per il problema che è diventato di colpo il numero uno, che è il problema del rialmo.
Insomma, poi nel periodo emergenziale vengono messi in atto, insomma, diciamo, delle retoriche, dei toni allarmistici, enfatici, ce la faremo, se vogliamo, col Covid, ce la faremo, insomma, fra l'allarmistico e, come posso dire, il demagogico, cioè si sopravvalutano le proprie possibilità, eccetera. E questo repertorio già è stato messo in atto. E poi sorge il problema di chi pagherà questo rialmo europeo, che sia degli Stati o che sia per la difesa comune, poco importa. Insomma, forse lo pagheranno i privati. No, questo mi sembra che lo abbia suggerito Giorgetti, se ricordo bene, ho letto sui giornali stamattina, ma no, alla Mi fine lo perdoni, pagheranno. dottor Occone, a me sembra, lo dicevo introducendo questo argomento agli ascoltatori, mi sembra di aver già visto una cosa del genere con il New Green Deal e lo dicevano autorevoli autonomisti negli anni scorsi. Per il mondo della finanza, per le istituzioni europee, il bersaglio, il colpo grosso è il debito, e scusate, il risparmio privato degli europei. Quello italiano è molto alto, e insomma, in qualche modo si vuole andare ad attingere. Se uno legge articoli di economisti, ti spiegano anche molto bene per quale motivo sia negativo che questi soldi stanno fermi, eccetera. Il risparmio non può essere depositato, non può essere immobile perché comporta solo spese, eccetera, eccetera, per cui ti dicono che è giusto attingervi, solo che si tratta di soldi nostri. Questa è un'ipotesi mia, l'ho esposta in modo, chiaramente non sono un economista, l'ho esposto in modo grossolano, però mi interessava anche sentire una sua opinione su questo riguardo. Sì, ma questo è un vecchio problema, l'abbiamo sempre detto, l'Italia è un paese che la sua forza è appunto forse proprio questa del risparmio privato, però comunque sia questo piano megagalattico di non so quanti miliardi di euro, comunque qualcuno lo dovrà pagare, che lo pagheranno gli stati in debiti, lo pagheranno gli stati attingendo direttamente dalla spesa, lo pagheranno perché diciamo ci sarà uno stop alla legge di stabilità. Comunque alla fine sono soldi pubblici e quindi soldi di noi cittadini. Quindi diventa questa anche questa emergenza comporterà un allargamento dei poteri dello Stato, cioè, e quindi una statalizzazione ancora più massiccia e come noi liberali, insomma, diciamo, questa è una situazione poco consona, diciamo, a una politica liberale quando lo Stato, che sia sotto la forma del superstato europeo, che sia sotto la forma degli stati nazionali, tende ad allargarsi. Ma allora serve o non serve la ripresa europea? È un'emergenza o non è un'emergenza? Ma certamente, però è una cosa, certamente diciamo l'Europa insomma, ha questo problema, ma questo problema non lo ha da oggi, lo ha da sempre, lo ha da quando in qualche modo ha fatto orecchio di mercante all'America che insomma anche da parte democratica, insomma i presidenti americani hanno sempre chiesto che l'Europa contribuisse di più con le spese alla NATO e quindi anche alla propria difesa. Però insomma diciamo abbiamo fatto orecchie da mercanti, quindi è un problema atavico. Adesso perché diventa urgente? Perché Trump sembra voler fare sul serio, però anche questo c'è da meravigliarsi, non mi sembra più di tanto perché lo aveva annunciato in campagna elettorale, quindi il problema c'è, ma diventa un'emergenza perché noi lo abbiamo fatto diventare un'emergenza, ma ammesso e non concesso si possa parlare di emergenza. Poi ecco, il problema è un altro. In sostanza noi questi soldi, noi ci rialmiamo per fare cosa? Per creare una difesa comune, una difesa diciamo europea, una difesa degli stati nazionali, benissimo. Ma quando sembra noi ci rialmiamo anche per mandare truppe in Ucraina, ci rialmiamo anche per sostituire l'America e quindi sostanzialmente l'idea dell'Europa mi sembra di aver capito è quella, sì, poi ovviamente ci sono anche delle contraddizioni, non si capisce bene, potrebbe essere anche solo
una tattica, non lo so, però insomma l'Europa sostanzialmente è contraria al disimpegno di Trump e crede che sia possibile sostituirsi all'America nella difesa dell'Ucraina. Quindi sostanzialmente che cosa vuole l'Europa? Vuole continuare quella strategia messa in atto da Biden, però è una strategia che dopo 3 anni possiamo dire che non porta da nessuna parte. Quindi non porta da nessuna parte perché le sanzioni non hanno funzionato, perché la guerra continua a mietere fine. E, poi un'altra retorica, secondo me, è quella della pace giusta, perché la pace giusta, diciamo la verità, se noi ragioniamo in un'ottica di autodeterminazione dei popoli, la pace giusta sarebbe ritornare ai confini precedenti al 2022, casomai anche di discutere, però diciamo non con la forza delle armi, dell'appartenenza di alcuni stati, tipo i più russofoni, insomma, all'Ucraina. Però questa pace giusta la si può ottenere solo in un modo, cioè sconfiggendo la Russia, come con un attacco nucleare, cioè facendo una terza guerra mondiale. È una soluzione irrealistica, quindi la pace giusta non è sempre quella, cioè se si cerca la pace non si può trovare una pace giusta, si deve trovare una pace realistica, perché la pace giusta, secondo me, è impraticabile da un altro punto di vista che deve contrassegnare sempre il politico, cioè l'etica della responsabilità, cioè guardare al risultato delle proprie azioni. Allora, se fare la guerra per procura non è riuscito, per fare una pace giusta forse dovremmo fare la pace direttamente, adesso non concesso che avessimo i mezzi. Siamo disposti a questo? No. Allora la pace sarà per forza di cose una pace non giusta dal punto di vista ideale. Però potrebbe essere una pace giusta nel senso che limita i danni, realistica, soprattutto cerca di prevenire per il futuro queste frizioni. Insomma, i problemi sul tavolo sono davvero tanti, però ecco quello che secondo me assolutamente bisogna dire che non si può continuare in questa situazione di guerra guerreggiata che non tanto, ma anche da un punto di vista proprio di umanitario, perché qui continuano a morire le persone, non si può insomma far sì che questo prosegua all'infinito. Dottor Lacone, mi perdoni, abbiamo ancora 3-4 minuti. Io Sì. leggevo, diciamo, dietro tutto quello che sta accadendo, qualcosa che si sta aggravando, in base anche alla mia esperienza personale. Premesso, nessuno è ingenuo, lo sappiamo che il potere non può raccontare tutto al popolo, sappiamo che il potere mente, ma che abbiamo una classe dirigente che ormai è svergognata e smascherata da anni e anni. Ci avevano raccontato che l'euro era come lavorare un giorno di meno, guadagnare un giorno di più. Ci avevano raccontato che gli immigrati ci pagavano le pensioni, adesso vogliono mandarci in pensione a 95 anni. Ci avevano raccontato la balla delle armi chimiche di Hussein, sono stati smascherati ma non è successo nulla. Sul Covid non ci hanno detto tutto, non ci hanno raccontato le cose come stanno. Ci hanno raccontato che Putin è il grande Satana. Io sono in contrasto con i nostri ascoltatori che adorano Putin, io no, però l'hanno descritto come il grande Satana, che però comunque sarebbe durato sì e no 15 giorni. Sono 3 anni che porta avanti questo conflitto in Ucraina. Ci avevano detto, adesso ci stanno dicendo che Putin è pericolosissimo come Hitler, però se fosse Hitler non ci avrebbe impiegato 3 anni, anzi forse anche di più per prendersi l'Ucraina. In più Hitler aveva il Terzo Reich, a me sembra che Putin fino adesso si sia appoggiato molto alla Cina. Quindi questa urgenza improvvisa chiaramente a me sembra falsa. Lei l'ha scritto bene, lei ha detto proprio un falso obiettivo, no? Sono un pretesto. Quello che mi stupisce è quello che sta intorno, cioè l'informazione, anche l'opinione pubblica. Non c'è non si sta formando uno zoccolo duro di opinione pubblica. Non arrivo agli studiosi come lei, agli intellettuali, anche
noi uomini, donne e uomini della strada, che manifestino, che dicano non ne possiamo più delle vostre bugie, perché non siete neanche all'altezza di essere bugiardi. Questo l'ho detto con parole mie. Ci sono stati grandi movimenti, giusti o sbagliati, che comunque contestavano il potere perché vedevano nel potere queste lacune enormi. Adesso ci si divide per bande e fazioni, e nessuno poi, secondo me, realizza questa realtà di fondo. Una classe dirigente che ormai da 20 anni abbondanti racconta solo bugie, bugie su bugie. Sì, è un classe dirigente che io dividerei in vari tronconi. C'è il troncone dell'informazione che oggi l'informazione viene fatta appunto, non esiste una vera informazione perché esiste una partigianeria cercata e a volte praticata anche inconsciamente, cioè i giornali sono un po' fotocopia e quindi passa una opinione comune, quella del mainstream, e a nessuno più interessa insomma riflettere sulle cose. In Italia ci sono alcuni commentatori che riflettono, quindi penso a Zampini, lo stesso Caracciolo, lo stesso Ricolfi per esempio, però per lo più tutti insomma seguono la via più facile che non desta problemi, che è quella di schierarsi. Quindi la stampa, soprattutto i grandi commentatori, vengono meno a loro fine. Per quanto riguarda i politici fanno il loro mestiere. Quello che si può dire è che sicuramente il blocco di potere della sinistra, questo vale in Italia, ma forse anche a livello globale, proprio perché ingloba il cosiddetto deep state, e proprio perché ingloba anche, come possiamo dire, il mondo il sistema dei media, è qualcosa di bello tosto, insomma, a cui la destra mondiale, quella italiana anche, non hanno ancora opposto una vera resistenza, voi per mancanza di uomini, voi per incapacità, voi anche per una sorta di accomodamento alla narrazione dominante. Cioè, ecco, il problema è anche forse manca un po' di coraggio alla destra, anche se poi ovviamente ci sono problemi che essere alla guida di un paese comporta, sono sicuramente insomma da non sottovalutare, anche perché poi ci sono tutte quelle questioni legate ai mercati, alla credibilità di un paese, insomma, però ecco, forse però ecco, insomma, usare un po' di più e cercare di creare una contronarrazione solida. Tutto sommato, per esempio, anche Trump io dico che in Trump c'è un metodo, e dico anche che Trump ha posto all'attenzione alcuni problemi veramente seri che sta cercando di risolvere, come può essere per esempio quello della cultura woke. Però ecco, diciamo, intorno a Trump non c'è un movimento intellettuale solido, ben definito, che coinvolga sia, come posso dire, le elite, che nel caso dell'America sono quelle che si formano nelle università, sia il mondo dell'informazione. Quindi, insomma, le politiche destre è sempre molto difficile affermare anche per questo motivo, secondo me. Cioè, ecco, se gli altri censurano è perché la destra non riesce a imporre una narrazione alternativa, e quindi a far sì che si crei. Quindi il potere, tutto sommato, anche a livello globale, è ancora a sinistra, almeno in Occidente. Ecco, se potere si intende qualcosa non limitato alla sola politica, ma al mondo più vasto delle classi dirigenti, quindi burocratiche, giornalistiche, eccetera, eccetera. Siamo arrivati
alla conclusione, abbiamo terminato lo spazio. Io ringrazio allora il dottor Corrado Cone, che leggiamo sempre su Libero. Grazie e a risentirci al più presto. Grazie, buongiorno, grazie. Andiamo adesso alla chiusura. Se non c'è la condivisione, andiamo a vedere se ci sono giusto gli aggiornamenti. Solo un istante. Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo Stefano Del Brembo, un saluto, signora Lisetta, la domanda del giorno è come stai per leggere rimani con noi? A te che qualche brutta idea? Grazie Matteo Salvini, resisti per favore, per sé. Resisti Matteo Salvini. Io resto qua. Stefano Del Brembo, io resto qua. Dove vuoi che vada? Allora, Aldo Busi definisce Oran un filosofo da baci perugine. Purtroppo per te io concordo, non che Busi sia meglio, sia chiaro. Provate a rileggerlo. Questa è Carlina che mi scrive. Carlina, prova a rileggere Cioran e magari cambi idea. A me è successo con Selene, quindi quello che ti dico te lo dico davvero col cuore. L'indolenza è una malinconia che spetta esclusivamente alla fisiologia, questo ha detto Cioran per rispondere a Carlina. E poi Alberto da Colnago, l'autodeterminazione dei popoli, perché continuate a vederlo al contrario? Se nel Donbass si fosse fatto nel 2014 un referendum ad hoc, quelle terre oggi sarebbero giustamente russe, senza una guerra fratricida. Osservazioni assolutamente incontrovertibili, noi rispondiamo sempre con Cioran. In un mondo senza malinconia, gli usignoli si metterebbero a sputare e i gigli aprirebbero un bordello. Pausa, riprendiamo tra poco con Qui Parlamento.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Il premio Oscar Robert De Niro Hai preso una strada molto pericolosa. interpreta il duplice ruolo di Frank Costello e Vito Genovese. Ma perché non abbiamo mai prese prima? Diretto da Barry Levinson. Che è successo? Dai creatori di Quei bravi ragazzi, Bugsy e The Irishman, Ho chiuso. di Alton Heights, I due volti del crimine, dal 20 marzo al cinema. Nicola, hanno rapito un'altra giornalista a Baghdad. Se c'è la possibilità di trattare, trattiamo. Tratto da una storia vera. Mi chiamo Nicola Calipari, dirigo l'ufficio ricerca del Sismi. Più tentativi si fanno e più la confusione aumenta. E chi è che valuta questa confusione? Tu? Sì! Un'intensa performance. La riporti a casa, vero? La riporti. Il Nibbio, dal 6 marzo al cinema. La critica è unanime. A Real Pain è uno dei migliori film dell'anno. Io e Dave siamo cugini. Nostra nonna era di qui, così Dave ha pensato a questo tour polacco geriatrico con voi, brave persone. Candidato a 2 premi Oscar. Gli voglio bene e lo odio e vorrei essere lui. A Real Pain, dal 27 febbraio solo al cinema. A marzo. E lo sbirro diventa gangster. Il film più adrenalinico dell'anno. Tu non sei un killer, io sì. Arriva solo al cinema. Andiamo, andiamo! Sei pronto? Ci puoi scommettere. Gerard Butler. Nella tana dei lupi 2. Pantera. Nessuno può fregarmi. Dal 6 marzo al cinema. A febbraio Va tutto bene, signora Darcy? Oh mio Dio, sotto quest'albero crescono uomini. Bridget Jones ritorna Piccolo Darcy, che si dice? per un ultimo capitolo. Bridget Jones, è ora di vivere. Ti ho messa su Tinder. Bridget Jones, un amore di ragazzo, dal 27 febbraio al cinema. Eccoci di nuovo con voi quando sono scocchiate le 14.06. Qualche minuto a vostra disposizione se volete intervenire per via telefonica o per via WhatsApp, degli aggiornamenti su quello che sta accadendo sul mondo, nel mondo. Questa è una notizia che probabilmente farà clamore: la morte di Chiara Poggi, indagato l'amico del fratello. Nuove accuse per Andrea Sempio, era già stato indagato. A Jeddah i colloqui tra USA e Ucraina, Kiev rivendica l'attacco a Mosca, obiettivi strategici. Garlasco ha riaperto il caso, Andrea Sempio indagato per l'omicidio di Chiara Poggi dalla procura di Pavia. I droni usati dai russi, no, da Kiev, chiedo scusa. Tra l'altro, appunto, dimenticavo, si parlava appunto con Corrado Cone, c'è un altro aspetto, sono così pericolosi e voi lo sapete che, contrariamente a voi, io non sono dalla parte dei russi. Io dico, se devo scegliere tra l'escremento di un cammello, scusate l'argomento scatologico, ma se devo scegliere tra l'escremento di un cammello e l'escremento di un cavallo, scelgo il digiuno. Poi ognuno, se invece ha altri gusti, naturalmente, de gustibus non disputandum est, perché modo di dire orrendo, ma va bene lo stesso. Però cerco di capire. E qui la Russia è una minaccia e la Russia ha attaccato Kiev sabato, credo, con i droni iraniani, perché i droni di provenienza, di origine iraniana, perché costano di meno. E adesso mi dici che hai bisogno di 800 miliardi per contrastare la minaccia russa. Insomma, qualche dubbio, ma ripeto, mi sembra che sia anche legittimo avercene. Eccola qua, Ursula von der Leyen, l'UE deve riarmarsi, finite le illusioni, è il momento della pace attraverso la forza. Sveva, guardo te. I giovani sono un metodo di misura. Qualcuno dice che noi vecchi potremmo essere addirittura dei vampiri della giovinezza. Guardo te perché mi servi assolutamente, scusa il termine, scusa perché tu non servi a nessuno, ma mi sei molto utile proprio per avere il senso della profondità. Tu ascolti questa frase, che sono convinto che a te non piaccia, ma indipendentemente l'ascolti con l'orecchio di una giovane donna, di una giovane persona, di un giovane. Von der Leyen, l'UE deve riarmarsi, finite le illusioni, è il momento della pace attraverso la forza. E io mi medesimo in te, perché comunque, voglio dire, posso capire, posso immaginare qual è il mondo con il quale ti sei confrontata finora.
per quello che è il mio mondo, solo in termini di profondità, di esperienza, di anni, questa è una frase, cioè questa è una frase mhmm, la radio, se questa radio fosse mia e se io avessi soldi per affrontare cause giudiziarie, in questo momento userei linguaggi, davvero anche esagerati, perché non servirebbero a far comprendere, è una frase allucinante. È il momento della pace attraverso la forza. In Europa, Bruxelles, è una frase, scusate lo sfogo, penso che tanti siano d'accordo con me, è una frase allucinante, perché non lo dice il cretino del bar, il mona del bar, come si dice dalle mie parti, lo dice il capo, il vertice, la Presidente della Commissione europea. È il momento della pace e i giornali la pubblicano senza che ci sia qualcuno che dice guarda che qui non va bene in questa maniera. Cos'è che diceva Maurizio? Che non bisogna farsi illusioni, bisogna rassegnarsi, ha ragione Maurizio. Maurizio, ancora un cioran per te, perché oggi te lo meriti. Non si trova più riposo sulla terra se non negli occhi di che non l'hanno vista, che modo brutto di leggere. Non si trova più riposo sulla terra se non negli occhi che non l'hanno vista. Vorrei essere imbalsamato in tutti gli sguardi ciechi del mondo. Al di sopra di ogni pensiero si innalza una volta celeste. Torniamo allora sulla terra, anche se c'è qualcuno che vorrebbe portarci la pace eterna come la baronessa Ursula. E parliamo dei problemi di tutti i giorni, parliamo di impresa, lo facciamo con Virginio Caparbi della Lega, ovviamente, perché siamo arrivati qui in Parlamento e grazie a Sveva possiamo offrirvi questo contributo. Qui Parlamento. Ministro Bellucci, saluto anche il sottosegretario Durigon che ora è uscito, i colleghi tutti. Siamo giunti all'approvazione di una proposta di legge di iniziativa popolare in materia di partecipazione dei lavoratori alla governance delle aziende, proposta e sottoscritta da centinaia di migliaia di cittadini e da una sigla sindacale importante, la CISL, che ringraziamo. E questo è già un primo segnale positivo che possiamo interpretare come positivo, poiché non è mistero come negli anni ci sia stata una diffidenza più o meno marcata da parte anche del mondo sindacale rispetto a nuove forme di cooperazione tra aziende e lavoratori, nel timore forse che le stesse potessero marginalizzare il ruolo del sindacato. Come anche non è un mistero come parte del mondo imprenditoriale sia stato scettico e in parte sia ancora oggi scettico rispetto a nuovi paradigmi lavorativi. E nel mezzo di queste diffidenze e di questi convincimenti il Parlamento, nonostante delle diffidenze che perdurino da quasi 80 anni, visto l'articolo 46 della nostra Costituzione che promuove questo diritto, dicevo, nonostante tutto, tra convincimenti e diffidenze, il Parlamento ha fatto il suo lavoro, cioè quello del legislatore, e ha preso dunque diverse proposte di legge e coralmente ci siamo accordati su un testo base che è proprio quello della proposta di iniziativa popolare. Rivendichiamo questo con un certo orgoglio perché tra le diverse proposte di legge c'era anche quella del nostro capogruppo Riccardo Molinari, già presentata nella scorsa legislatura, presentata in questa legislatura e già calendarizzata, ma il rispetto che si deve a un istituto così importante di democrazia diretta giustamente ci ha fatto propendere per adottare questo testo come testo base. Sono iniziati poi i lavori di commissione, ringrazio i relatori Cavandoli e Malagola per il lavoro anche sartoriale che hanno fatto e si sono adoperati per accogliere il maggior numero di proposte emendative, con particolare rilievo quelle delle opposizioni, con un approccio inclusivo e responsabile, come anche responsabile è stato l'atteggiamento del sottosegretario Durigon quando ha accolto gli emendamenti soppressivi rispetto a quella parola maggiormente che tanto avevano fatto discutere in commissione e che di fatto però non risolvono il problema della rappresentatività sindacale, che anzi noi crediamo debba essere un tema posto all'attenzione della Commissione Lavoro e sull'impegno che si è preso il sottosegretario Durigon e quindi il governo, noi crediamo debba essere aperta una discussione per garantire pluralità sindacale senza mai mettere in dubbio la parità salariale.
E quindi questi emendamenti hanno da un lato levigato alcuni aspetti e sottolineato maggiormente altri aspetti. Basti pensare che è stato aumentato il fondo da 50 a 70 milioni di euro. Di una cosa siamo certi: questa proposta non è stata snaturata. Lo abbiamo sentito dire in queste settimane e anche poc'anzi in quest'Aula, forse nel mero tentativo di rifuggere l'imbarazzo di non votare favorevolmente questa proposta, si continua a dire che questa legge è stata snaturata. Un convincimento solo delle opposizioni, visto che la neoeletta segretaria della CISL Fumarola e il suo predecessore Sbarra continuano a ripetere che questa è una buona legge, l'impianto non è stato taccato e quindi abbiamo fatto tutti un buon lavoro, coralmente anche con il supporto delle opposizioni. Noi voteremo quindi convintamente questo provvedimento, la diffusione di formule partecipative alle realtà produttive, come già sta avvenendo in altri contesti europei. La Germania su tutti dimostra che la risorsa umana sia sempre più importante all'interno delle realtà produttive. Oggi al lavoratore non si chiede soltanto lo svolgimento di funzioni meramente esecutive, ma anche l'implementazione di linee progettuali riguardanti la definizione dei processi produttivi. Pertanto, l'obiettivo di ottimizzare l'impiego del lavoro spinge a ricercare formule per le quali il lavoratore diventi sempre più un soggetto della produzione attraverso il suo pieno coinvolgimento nelle dinamiche dell'impresa. L'iniziativa popolare di questa legge, sostenuta appunto dalla CISL, evidenzia che il mondo del lavoro sta cambiando, lo dimostra anche la continua ricerca da parte delle aziende di lavoratori qualificati, e proprio attraverso la partecipazione alla gestione aziendale si vuole favorire la fidelizzazione e il riconoscimento del merito. Si è quindi ampliato il concetto di partecipazione, includendo non solo l'aspetto gestionale ma anche quello economico-finanziario attraverso la ridistribuzione degli utili, la partecipazione organizzativa e consultiva. L'obiettivo è di migliorare la produttività aziendale attraverso il contributo diretto dei lavoratori. Particolare rilievo è stato dato alla possibilità per le società che adottano il sistema dualistico di introdurre rappresentanti dei lavoratori nei consigli di sorveglianza. Inoltre si prevede la costituzione di commissioni paritetiche di lavoratori con processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro. Ciò include anche gli aspetti cruciali come il welfare aziendale, le politiche retributive, la qualità degli ambienti di lavoro e l'inclusione delle persone con disabilità. Infine, presso il CNEL sarà istituita una commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori con funzioni di indirizzo e interpretazione, nonché di monitoraggio delle buone prassi in materia di consultazione dei lavoratori nelle imprese. Vede Presidente, noi di fronte a un provvedimento che riteniamo possa segnare una svolta in un settore così cruciale quale quello del lavoro, ancorché questo è un avvio di un percorso, non nascondiamo una certa amarezza nel constatare che un passo così importante potrebbe trovare una maggioranza che è quella di governo e poco di più. Avremmo auspicato una maggioranza diversa. Crediamo che sulle strategie ci si possa anche dividere, ma sui principi si debba provare a non dividerci. Anche se poi a ben vedere questo governo nei 2 anni ha portato risultati tangibili e che sono stati invece presi d'assalto dalle opposizioni. Ne ricordo solo alcuni dati confermati e ufficiali: l'occupazione in Italia è cresciuta del 3,6%, lavoratori a tempo indeterminato aumentati di 900.000 unità, lavoratori con un contratto a termine diminuiti di 260.000 unità, disoccupati diminuiti di circa 500.000 unità. Dunque, finita la stagione dell'assistenzialismo, aumentati i posti di lavoro. Di fronte a tutto questo abbiamo solo ascoltato il vero leader politico delle opposizioni, Maurizio Landini, chiamare a gran voce la rivolta sociale. Crediamo che non sia questo il modo di porsi di fronte a un tema così importante quale quello del lavoro per questo momento storico che stiamo attraversando, anche perché crediamo che questo sia troppo forte nel dibattito politico italiano, ma sia anche poco rispetto alla tradizione importante anche della sinistra, che da sempre è vicina ai lavoratori, perché quando si cerca di intorbidire le acque poi se ne esce confusi tutti, e forse ne uscirete così confusi che a giugno, quando il vostro leader politico vi chiamerà a votare sui quesiti referendari, vi chiederà di votare no a quel Jobs Act a cui voi avete votato sì, nella stagione in cui si comprimevano i diritti e nessuno gridava alla rivolta sociale. E allora magari sui principi dovremmo stare attenti a non dividerci, a rimanere uniti.
Noi riteniamo che la lungimiranza dei nostri padri costituenti nel riconoscere il diritto di cooperare alla gestione delle aziende quale momento di elevazione economica e sociale, quella lungimiranza debba trovare finalmente un percorso sicuramente perfettibile, come tutto è perfettibile, affinché non ci si fossilizzi ancora una volta nella dicotomia stantia tra capitale e lavoro, che non ci porta da nessuna parte, poiché non sono in antitesi, ma che anzi debbono insieme sfidare le necessità di questo tempo. E mi auguro davvero che tutte le forze politiche possano convergere in un voto favorevole che dia un segnale a tanti lavoratori che della sola rivendicazione sindacale e della rivolta sociale non sanno cosa farsene. Facciamo in modo, almeno questa volta, che il lavoro, che è stato viatico di unità nazionale proprio nello spirito della Costituzione, non sia qua dentro ancora una volta al vaglio delle ideologie o delle vicinanze a questo o a quel sindacato, ma sia confronto onesto con la quotidianità dei lavoratori. Crediamo che per guardare avanti noi dobbiamo impiantare nella saggezza di ieri i semi delle sfide di domani. È tempo dunque di puntare non solo alla produttività, ma anche alla valorizzazione del capitale umano. Attraverso l'introduzione e la promozione di nuove forme di partecipazione attiva si favorisce non solo la crescita professionale, ma anche un incremento della qualità del lavoro, con impatti diretti e positivi sulla competitività delle imprese italiane nel mercato globale. Questa novità rappresenta quindi una scelta strategica per il futuro del sistema produttivo nazionale, capace di coniugare innovazione, sostenibilità e sviluppo economico. Ed è per queste ragioni che dichiaro il voto favorevole del gruppo Lega per Salvini Premier. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Guerra. Qui Parlamento. Andiamo ancora allora in diretta, sempre su Radio Libertà. Vedi Pelle, dopo una vita all'attacco e la partecipazione per il meglio, anche se non ci riesco, dovremmo dire fatti loro e del loro futuro. Noi ringraziamo di aver vissuto in una fase unica e magnifica di ottimismo e cultura. Oggi tutto già visto e non ci facciamo turlupinare. Viva la vita, rifiutiamo i buffoni seri. Maurizio che fa un sunto che non mi vede tanto distante, purtroppo realistico, no? Abbiamo ogni disperazione è un ultimatum a Dio. Cioran, basta aprire e ha le risposte per tutto. E poi abbiamo Mario che mi scrive: speriamo che la baronessa Ursula con queste frasi stia imitando Trump che chiede tanto per ottenere poco, solo che lui ha anche la forza per farlo. E questa è una lettura, vedremo. E anche a questa saggezza. L'infelicità si incontra solo in un temperamento essenzialmente contraddittorio. Per dare un taser alla pubblica sicurezza la sinistra ha fatto e fa casino tuttora. Adesso per dare missili, droni e cannoni che fare? Che farà? Bene Giorgetti a voler trasformare il riarmo in investimenti per ricerca aziende e non in mero shopping estero. Benissimo, questo la risposta anche a questo: quando si sono conosciute l'amarezza e la loro dolcezza, si rimpiange di avere un solo cuore da spezzare. Questo è sempre Cioran. Andiamo, che bello il Gipo Farassino di prima. Non sono riuscito a trovarti la canzone, c'era una canzone che era nel rullo di Radio Padania, quindi sto parlando veramente di secoli fa, che non conoscevo poco Gipo Farassino, lo conoscevo più come politico che come cantante. Era una canzone sontuosa, magnifica. Non sono riuscito a trovarla, ma era molto bella anche quella di prima. Adesso vediamo cosa sceglie per un breve intervallo musicale prima di ritornare con voi con Segui la Lega. Cosa ci ha scelto dal menù Sveva.
Andiamo con Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Quante cose si possono fare su questo sito, che vi ricorda intanto la battaglia della Lega per la rottamazione delle cartelle dopo la gazzebata di sabato e domenica, e poi la rottamazione definitiva delle cartelle esattoriali, poi firmare per sostenere le forze dell'ordine e dare così anche più forza alle proposte leghiste nel DDL sicurezza, per la nostra sicurezza, difendiamo chi difende gli italiani, e poi il calendario delle feste della Lega e la possibilità di iscriversi alla Lega, molto facile, molto semplice, si passano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno sia necessità che siate iscritti a PayPal. Quindi il codice fiscale, gli altri dati richiesti, e vi farà infine recapitato alla stazione, alla Magione, per via postale, la tessera Lega Salvini Premier. Se di mezzo ci sono le poste italiane, io raccomando come sempre ampi, profondi e calorosi gesti apotropaici alle femminucce e maschietti, a tutti i sessi previsti, anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. Poi l'atto di autodeterminazione civica, il D43, il 2 per 1000, sono soldi dello Stato. Noi possiamo riuscire a dirgli dove spenderli con il 2 per 1000, con in questo caso D43, perché questo è un redazionale della Lega, quindi noi con il sorriso nel cuore vi indichiamo proprio questa sigla, D43 nel vostro 2 per 1000, D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto, D43 nel tuo 2 per 1000. E poi andiamo con le apparizioni radiotelevisive di loro, degli eroi della Lega, i suoi politici. Questa sera alle 22.45 sempre carta bianca con Riccardo Molinari, capogruppo dei deputati leghisti a Montecitorio. Domani, ora presta perché vi parla, Antelucana, quasi il cuore della notte, alle 8.40 del mattino, con Massimiliano Romeo, presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama, ma anche per anni voce storica della gloriosa Radio Padania. E poi sempre domani pomeriggio, Economia, il titolo della rubrica, Sky TG24 l'emittente, l'ora alle 17.15 con il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. E poi giovedì 13 marzo, Un giorno da pecora, trasmissione storica di Radio 1, potete ascoltare il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alle 13.45. Venerdì infine Edoardo Rixi, Economia, la rubrica Sky TG24 l'emittente, 17.15 l'ora, il vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi. Non è finita, perché c'è anche lunedì 17 marzo con Massimo Garavaglia, sempre la stessa rubrica Economia, sempre la stessa emittente Sky TG24, sempre la stessa ora, 17.15, cambia l'ospite, ancora Lega, sempre Lega, Massimo Garavaglia. Stop! Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico? Ecco, Bronco Free è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca, gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse.
Bronco Free è la soluzione ai vostri problemi. Oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Bronco Free potete provarne anche solo un flacone, 24 euro. In questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Bronco Free la soluzione a tutte le problematiche respiratorie? Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Bronco Free. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. Allora, lasciamo Nina Hagen, siamo sul tardo punk reggae primi anni '80 e andiamo a parlare, restiamo diciamo nella dimensione di Bruxelles, dell'Unione Europea, perché lo scandalo dei fondi che l'ex commissario al Green Deal Frans Timmermans ha devoluto nella mancanza totale di qualsiasi trasparenza, soldi nostri, devoluto
per sostenere appunto il suo Green Deal in maniere a dir poco discutibili, ma anche peggio. Si sta allargando, ci sono di mezzo le ONG, ci sono di mezzo addirittura organismi che con il green non si sa con l'ambientalismo non si sa quanto possono avere a che fare, visto che si parla di LGBTQI, eccetera, 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 sì, di inclusione, eccetera. Però sta venendo fuori tutto questo. Poi nell'articolo di Francesco Giubilei vediamo anche che si stanno muovendo le cose, ci sono anche parlamentari del PPE e dei patrioti che stanno reagendo, e c'è anche una proposta di cui se ne parlerà, anche se ne sta parlando, se ne parlerà domani, poi verrà votata il 7-8 aprile, per il controllo del bilancio e per la trasparenza di quanto dichiarano anche le ONG stesse. Allora, parliamo con Francesco Giubilei, lo ricordo, Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa, presidente Fondazione Tattarella, e lo leggiamo anche oggi, c'è un articolo che parla di migrazione, un articolo suo sul giornale. Però intanto lo abbiamo ai nostri microfoni, quindi lo saluto e lo ringrazio. Bentornato, dottor Giubilei. Grazie a voi per l'invito. Allora, parliamo di questo scandalo che si sta allargando e che mostra aspetti sempre più, per me, dovrebbero scandalizzare, comunque dovrebbero essere ripresi, dovrebbero essere denunciati con il clamore che meritano. Ma sappiamo che è difficile che succeda questo quando si toccano certe parti, però facciamolo noi, anzi grazie a lei lo possiamo fare noi, perché ha riepilogato davvero sull'articolo ieri l'altro molti aspetti davvero di ieri, anzi mi sembra, molti aspetti davvero che meritano di essere svelati a chi ci ascolta. Prego. Sì, quello che è emerso dall'articolo che ho pubblicato sul giornale, ma più in generale ancor prima dalle richieste di alcuni europarlamentari in seguito alla notizia rilanciata da un quotidiano olandese qualche settimana fa, secondo cui una serie di ONG green avevano ricevuto dei finanziamenti da parte della Commissione europea e avevano poi utilizzato questi finanziamenti per fare dell'attività di lobbying a sostegno delle politiche dell'allora commissario al Green Deal e Frans Timmermans, un evidente quindi conflitto di interessi che aveva aperto un vero e proprio vaso di Pandora sul finanziamento alle ONG. Stiamo parlando, per intenderci, di miliardi di euro che vengono erogati dall'Unione Europea a queste organizzazioni non governative, e quello che è emerso è che i criteri di finanziamento non propriamente, se vogliamo, chiari sotto vari punti di vista non riguardavano solo ed esclusivamente le ONG green, quindi le ONG legate all'ambiente, ma riguardavano molti altri ambiti, tra cui per esempio il tema dell'immigrazione, tra cui per esempio il tema dei diritti delle minoranze, in particolare LGBT e non solo, e quindi è arrivata una richiesta da parte di alcuni europarlamentari, in particolare tedeschi del PPE, di chiarimenti in merito ai criteri utilizzati dalla Commissione europea per erogare questi finanziamenti, perché il problema grosso è che da un lato ci sono dei criteri che, a detta di alcuni europarlamentari, non sono del tutto trasparenti con cui vengono erogati questi fondi, ma dall'altro lato poi non c'è un controllo effettivo di come questi fondi, una volta che sono stati erogati dalla Commissione europea alle varie ONG, vengano poi utilizzati dalle ONG stesse, e quindi c'è una doppia criticità, in primis perché alcune ONG
che hanno una precisa direzione ideologica, poi scorrendo l'elenco delle ONG che ricevono questi finanziamenti, li ricevono loro e non per esempio altre. In secondo luogo, una volta che hanno ricevuto questi fondi, come spendono questi fondi, per fare cosa spendono questi fondi, qual è la percentuale di attività di lobbying da parte di queste realtà rispetto ai fondi che ottengono. Insomma, tutta una serie di quesiti su cui è necessario fare chiarezza, anche perché, giova ricordarlo, stiamo parlando di alcuni finanziamenti che sono dei finanziamenti pubblici erogati dall'Unione Europea, e quindi è giusto che venga fatta chiarezza. Mi sentite? Pronto? Mi scusi, dicevo, ribadisco, no? Ci sono due aspetti. Ci sono dei comportamenti che sono veramente a dir poco discutibili, mi sembra ci sono delle inchieste in corso, c'è una certa informazione che in altri, diciamo, con altri protagonisti salta subito alle conclusioni con colpevolismi e scandali e a profusione nei titoli, qui invece si ignora tutto, e questo è un punto sul quale insistere. Volevo anche chiedere, però, lei è un attento osservatore delle questioni europee, possiamo parlare di una lobby ambientalista, arcobaleno ambientalista, una lobby che sta controllando molte risorse, che sta quindi anche indirizzando una parte dell'opinione pubblica, oppure è frutto di un meccanismo quasi autogenerativo, no? Si sta spingendo molto su quel fronte e quindi ci sono dei meccanismi che si mettono in moto quasi da soli, perché pensavo, per esempio, c'è questo Timmermans, se c'è una lobby faccio fatica a immaginare che sia lui uno, diciamo, degli artefici di maggior riferimento, con tutto il rispetto, per carità. Quindi voglio dire, è un meccanismo di derivazione, quello che vediamo, un meccanismo, peggio di un meccanismo. Sta succedendo qualcosa di assolutamente, per me, vedo spunti per delle indagini, per dei reati. Personalmente, per carità, non spetta a me pronunciarmi, ma almeno che si verifichi. E quindi qualcosa che è di derivazione, oppure è preordinato, premeditato? Guardi, allora, io non ho gli elementi per dire se dietro a questi finanziamenti ci sia più o meno una lobby. Abbiamo però gli elementi per sottolineare come sia quantomeno inusuale il fatto che la stragrande maggioranza di questi finanziamenti vengano erogati nei confronti di alcune realtà che hanno una precisa direzione ideologica. Cioè, se si scorre l'elenco delle ONG che sono finite sotto la necessaria necessità da parte del Parlamento europeo, in particolare della Commissione Bilancio, di fare chiarezza, ci si accorge che sono delle ONG legate o al tema dei migranti e dell'immigrazione, o al tema della transizione ecologica, o al tema del, per esempio, l'LGBT, o addirittura alcune, per esempio, mi viene in mente un progetto che è stato finanziato che riguarda i diritti dei migranti legati alla comunità LGBTQ+, eccetera, eccetera. E cioè vuol dire che stiamo parlando veramente di un qualcosa estremamente mirato, estremamente settoriale, e il fatto che progetti di questo genere in varie occasioni ricevano questi finanziamenti, significa che c'è una precisa direzione che si vuole intraprendere per far arrivare i finanziamenti europei. Vedremo adesso quale sarà anche l'esito delle indagini da parte della Commissione Bilancio dell'Europarlamento. Certo è che questa è la posizione ungherese, che è emersa anche poi nel Consiglio europeo, ma anche la posizione sia del gruppo dei Patrioti e anche del PPE, quindi stiamo parlando di una cosa che riguarda anche gruppi europei diversi. C'è la necessità di rivedere il sistema, di rivedere le modalità
con cui questi finanziamenti vengono erogati e di rivedere anche le modalità poi su come sono spesi questi soldi. Cioè il fatto, e questo c'è un report molto interessante scritto dall'MCC, che è un think tank ungherese che però anche sede a Bruxelles, ne ha fatto un report proprio su questo tema, cioè il fatto che questi finanziamenti che vengono erogati a questi ONG vengano poi utilizzati molto spesso per fare attività di lobbying a favore delle politiche della Commissione europea, cioè sostanzialmente come se la Commissione europea stesse pagandosi la pubblicità, che è una cosa ben diversa dal finanziare dei progetti che avrebbero degli scopi differenti, per cui emerge il fatto e colpisce il fatto che mentre parliamo di una Commissione europea, di un'Unione Europea che regolamenta tutto, che mette regole su regole alle imprese, agli imprenditori, ai cittadini, ci obbliga a rispettare tutte norme, direttive, contronorme, c'è l'unico settore in cui forse ci vorrebbe maggiore trasparenza, in realtà lì non ci sono controlli, quindi è l'ennesima evidentemente contraddizione di questa Unione Europea. Un'ultima domanda. Stiamo assistendo comunque a uno spostamento. I meccanismi sono gli stessi, ma i temi, le tematiche stanno cambiando. Lo chiedo perché alla luce gli 800 miliardi per il riarmo, Satan a Putin, eccetera, quindi l'Europa vuole la guerra, almeno. Dice ha bisogno della guerra per avere la pace, dice Ursula von der Leyen. E possiamo pensare che comunque la coperta è corta, che l'attenzione, questo tipo di comportamenti che lei conosce bene anche più di me, no? Ossessivi, iperbolici, eccessivi, fuori da ogni tipo di contesto di ragionevolezza e buonsenso, si stiano spostando sul bellicismo e che quindi necessariamente verranno comunque messi da parte, perché poi mi sembra che nel momento in cui le grandi marche tedesche hanno detto, se andate, ve lo dico con parole mie, no? Se andate avanti con l'auto green noi chiudiamo e mandiamo centinaia di migliaia di persone per la strada. E lì mi sembra che già per esempio non vedo più quelli di ultima generazione deturpare i monumenti, vedo che si stanno spostando un po' sull'animalismo, cioè è al tramonto questa ideologia che per anni ci ha insolentito, a dir poco, parlo per me, Edi. Prego. Ma sì, è probabile che da parte di questa Commissione europea ci sia una volontà poi di utilizzare anche questi strumenti da un punto di vista politico per portare avanti la propria direzione su vari temi, tra cui anche il tema della difesa. E secondo me c'è un grande equivoco sul dibattito di questi giorni. Anzitutto bisogna scindere due piani. Uno è il piano dell'aumento della spesa militare, un altro il piano di utilizzare l'aumento della spesa militare per l'Ucraina. Sono due cose diverse. E in secondo luogo un altro conto è dire aumentiamo la spesa militare degli Stati membri, quindi delle singole nazioni, e un altro conto è dire aumentiamo la spesa militare a livello europeo per poi utilizzare queste risorse per un fantomatico esercito europeo. Anche questo è un discorso diverso. Personalmente, però questa è una mia posizione che può essere più o meno condivisa, io ritengo che i singoli Stati membri europei, l'Italia in primis, debbano aumentare la spesa militare, per cui è giusto che l'Italia cerchi di aumentare la propria spesa militare, anche perché il nostro esercito ha varie carenze, non solo non tanto di organico, ma anche in determinati settori, e in un mondo che sta evidentemente cambiando è importante che per avere una nostra sovranità nazionale e avere una nostra indipendenza dobbiamo avere un esercito forte, perché avere un esercito forte è uno strumento, un simbolo di libertà ed autonomia, e quindi è importante che l'Italia si doti di un esercito forte anche aumentando la propria spesa militare. Dopodiché questo è un discorso molto diverso rispetto a questi 800 miliardi che mette l'Unione Europea.
perché in quel caso stiamo parlando invece di risorse che non si capisce ancora bene come verranno utilizzate, di risorse che vanno nella direzione di un esercito europeo, cosa che dal mio punto di vista ha enormi criticità, anche perché chi è che guida questo esercito europeo? Cioè dovrebbe essere Macron, dovrebbero essere i francesi, vedendo la posizione di Macron, per carità, e quindi è un discorso ben diverso. Discorso diverso ancora è poi utilizzare queste risorse per aumentare il sostegno all'Ucraina da parte dell'Europa senza gli Stati Uniti. Anche questa posizione assolutamente pericolosa per mille motivazioni. Quindi io tenderei a tenere i piani distinti, sia l'aumento della spesa militare come nazione per un esercito italiano, no invece a un esercito europeo e no a un sostegno dell'Europa senza gli Stati Uniti all'Ucraina da soli, perché significherebbe rischiare di davvero andarci a impelagare in una situazione che tra l'altro da un punto di vista militare non riusciremo a sostenere, e quindi è importante che ci sia una posizione unitaria con il governo americano e con Donald Trump. Assolutamente, siamo arrivati alla fine. Anche io tengo a ribadire, Tojube, che sulla necessità eccetera sicuramente bisogna parlarne come sta facendo lei. Io che a una certa età sono impressionato, costernato, posso che dire avvilito dalla semplicioneria, dalla facilità, sarà la 10ª volta che lo dico in questi giorni, dalla approssimazione, dalla superficialità con la quale sento i vertici europei, Ursula von der Leyen, parlare di guerra. Quando a grosso modo avevo la sua età, Giubilei, non si parlava di guerra in questa maniera veramente superficiale, assolutamente fragile, assolutamente inconsistente, in una maniera anche preoccupante proprio per la faciloneria con la quale se ne parla. Ci tenevo a chiarire, dopo sul riarmo eccetera, il dibattito è chiaro che è aperto. Grazie, assolutamente. Allora, io intanto ringrazio ancora Francesco Giubilei, grazie ancora e a risentirci a presto. Grazie, arrivederci. E allora andiamo verso le conclusioni della trasmissione odierna, vediamo se ci sono ancora delle... pieno di... ancora... Perché l'Italia non si dichiara neutrale come la Svizzera per quanto riguarda le guerre? Perché vi ha partecipato a entrambi, così la risposta da Chito. Certo che sarebbe meglio comunque. In un mondo senza melanconia, gli usignoli... No, questo l'ho già letto. Nuvole che pensano e che sembrano altrettanto estranee alla terra che al cielo. Ruisdael, sempre Cioran. Poi, contestando la folle corsa agli armamenti decisa dall'eurodittatura ribadita dalla von der Leyen, ora condivisa da Prodi, i nostri messaggi neutralisti per la pace. È sempre Cesare che scrive, lo ringrazio. Sto aspettando la risposta ufficiale del nostro governo alle assurde parole di Ursula, ma non verranno, scrive Mao. Eroi della Lega con 20.000 euro al mese per 15 mensilità. Gli eroi sono altri che vanno al lavoro per 1.500, fanno cultura inascoltati per nulla. Anche a Mao diamo una risposta cioraniana. La coscienza del nulla insieme all'amore della vita, un Buddha da Boulevard. E poi ultimo messaggio odierno, che comincino a fare un'opposizione reale di informazione e soprattutto cominciare anche a organizzare manifestazioni a Roma e a Bruxelles. E questa allora la chiudiamo come, non diamo risposta, la chiudiamo come una proposta di questo volersi impegnare proprio per fermare queste che io considero scelleratezze. La morte di Chiara Poggi, indagato l'amico del fratello, nuove accuse per Andrea Sempio, era già stato indagato, domani sarà sottoposto coattivamente all'esame del DNA. Questa è la notizia che campeggia un po' ANSA, Corriere e credo e anche Repubblica. La notizia del momento. Non mi resta che ringraziare Sveva, la magnifica Sveva,
splendidamente sull'attore di comando della regia tecnica. Ringrazio voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà e buon proseguimento. Miau.